Radio Padova, la radio del Veneto, 16 minuti dopo le 3 del pomeriggio. Avevamo già anticipato ieri questa graditissima presenza. Buon pomeriggio intanto Domi. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, la graditissima presenza è Gianluca Bisol, che è un storico produttore di vino. Dico storico perché fa parte di una famiglia di storici produttori di vino, ma è arrivato qui oggi inizialmente per parlare di un libro sì, che avevamo già presentato al Vinitaly, ma che ci dà spunto per parlare di un argomento che a noi è molto caro, il buon bere. Cioè, non è che qui ci tiriamo indietro. Intanto buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Gianluca. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, partiamo da questo libro che è stato scritto da Francesco Festuccia ed ha un titolo fantastico che a noi era piaciuto subito, perché il titolo è Viva il prosecco, abbasso lo champagne. Poi c'è un virgolettato: ma io amo le bollicine del mondo, tutte le bollicine del mondo. Esatto. Ma allora, vuoi raccontare velocemente com'è nato il titolo di questo libro? Francesco Festuccia è un giornalista del TG2 che viene spesso nel Veneto per due motivi: per il Festival del Cinema innanzitutto, essendo della redazione Cultura, ma anche per intervistare qualche bel personaggio che c'è nelle nostre colline, e in questo caso era venuto per intervistare Andrea Zanzotto. Andrea Zanzotto è il principe della poesia, sicuramente lui in quell'occasione che noi abbiamo organizzato di poter venire a intervistare Andrea Zanzotto nella nostra tenuta al Duca di Dolle, si è fermato qualche giorno nelle colline del Prosecco, perché si sta bene nelle colline di Valdobbiadene. E di questi giorni, in un ritorno da uno di questi appuntamenti, vede su un muro una scritta, si ferma e guarda bene e c'era scritto in dialetto: Viva il Prosecco, abbasso lo champagne, in dialetto. Ah sì, champagne. E allora si ferma e dice: ma cos'è questa scritta, cos'è questa cosa? E il giorno dopo, quando mi vede, mi dice: Gianluca, ieri sera ho visto una scritta e mi sono chiesto: ma davvero c'è la possibilità che il Prosecco possa sfidare lo champagne? Lo chiedo a te, che ti conosco da anni e so che produci questo splendido vino da secoli, per cui da lì si è intavolato tutta una domanda e risposta che poi ha dato origine a questo libro. Allora adesso te la faccio anch'io la domanda, anche se arrivo seconda: si può battere lo champagne con il Prosecco? Ma io ho detto a Francesco, e lo dico anche a voi, lo dico a tutti, sono due prodotti completamente diversi, sono due prodotti complementari. Non è giusto dire può vince uno, vince l'altro, c'è spazio per entrambi. Stiamo insieme allo champagne abituando gli amanti del vino a bere con queste bollicine che naturalmente si producono durante la seconda fermentazione. Sì, prego, vai. Lo champagne mette in luce un aspetto della seconda fermentazione, il Prosecco un altro. Lo champagne mette in luce i profumi di lievito, il Prosecco i profumi fruttati tipici di quest'uva. Ok, hai visto sintetico proprio, e chiarissimo, anche per quelli che magari non sono grandi appassionati. Comunque di Prosecco si parla tanto recentemente, perché sappiamo che le vendite stanno andando molto bene, cioè è un vino che ha un grande successo anche internazionale. So che tra l'altro tu come produttore stai per intraprendere un'impresa, un lungo viaggio, un roadshow che si promette di far conoscere il Prosecco anche in mercati un po' particolari, un po' difficili: la Cina, l'India. Sì. Come dimenticare questi grandi mercati che sono stati prestigiosi fino al 1800 e poi per un paio di secoli sono caduti nell'oblio, ma adesso tornano alla ribalta come i mercati del futuro. Sono mercati ai quali dedichiamo tanta attenzione, in quanto lo stile di vita occidentale viene molto apprezzato e imitato, per cui nello stile di vita occidentale c'è proprio anche un bel calice di Prosecco di Valdobbiadene. E tra l'altro volevo ricordare, per chi insomma non è un bevitore, insomma, che il Prosecco comunque è uno di quei vini talmente leggeri che insomma tipo aperitivo si può prendere. Questo è anche l'orario giusto, Paolo? Sì, è vero. Ok, allora abbiamo con noi Gianluca Bisol della storica famiglia Bisol. Sono produttori di Prosecco e non solo, da veramente tantissimi anni, da centinaia d'anni, e tra l'altro tutti quanti lavorano nel mondo del vino e andate anche d'accordo. Sì, è una famiglia che intorno alle vigne trova il suo accordo. Ecco, tra l'altro c'è una cosa che mi era piaciuta molto: voi fate riunioni 2 o 3 volte alla settimana, sì. E leggevo proprio nel libro, e vi trovate alle 7 di mattina. Alle 7, Chi esatto. non arriva puntuale paga multa. Paga una multa, esatto. Okay. Pagate bene per tutti. Si prende, sarebbe troppo comodo. No, si paga in denaro. Ah sì, ma chi tiene la cassa di queste multe? Abbiamo il nostro ingegnere gestionale che ci tiene
presente proprio l'orario in cui uno entra, e se c'è qualche minuto di ritardo prende nota e poi si somma. Fantastico. E se uno arriva un po' prima guadagna punti. Ecco pure. Guadagna bottiglie. No, okay, no, fa piacere, no, che ci sia questo tipo di accordo all'interno di una famiglia così numerosa. Allora, torniamo invece sul discorso che mi incuriosiva molto. Tu come imprenditore, insomma, viaggi molto all'estero, segui anche i mercati esteri e quindi hai avuto a che fare anche con questi nuovi mercati emergenti, quindi la Cina, l'India. A proposito dei ricchi cinesi, che sono tantissimi, a cui tenterai di far apprezzare il prosecco. Sicuramente. Ecco, ma come fruiscono loro di questi oggetti, di queste nostre passioni? Ma loro amano lo stile di vita occidentale, come dicevo prima, e quindi cercano di imitarlo. Poi non sempre amano ciò che noi consumiamo o la tipologia di ciò che noi consumiamo. Nello specifico, in questo momento il prosecco ha ancora molta strada da fare. In Cina lo champagne è già molto avanti, vende circa 500.000 bottiglie lo champagne, e il prosecco di Valdobbiadene sta iniziando. Però l'apprezzamento è sempre maggiore proprio per la semplicità e la facilità di beva. Ma ti cito un esempio. La maggior parte dei cinesi, quando deve festeggiare qualcosa, preso dall'imitazione di noi occidentali, prende la bottiglia di champagne, la scarta con molta religiosità, stappa e poi la appoggia lì e non beve niente, perché lo fanno solo per il simbolo, la ritualità, dello stappare. Esatto. Ma è vero poi questo fatto che acquistano delle bottiglie costosissime da collezione, le mettono in bella mostra nelle case e quando arrivano gli ospiti fanno vedere le bottiglie, ma non è che le bevono. Religiosamente aprono la teca con le bottiglie, fanno vedere la loro collezione. Pensa che i prezzi dei vini da collezione sono andati alle stelle proprio grazie ai ricchi cinesi negli ultimi anni. Sono dei fondi di investimento proprio specializzati in vini da collezione. Ecco, come su tutti ormai, su qualsiasi oggetto, l'arte, insomma tutto. Grazie che avete aumentato i prezzi di tutto.